Io credo che l'argomento possa interessare comunque anche tutti gli altri colleghi, non solo quelli che ringrazio per aver apposto la loro firma su questa mozione, ma credo anche i colleghi della maggioranza, perché su questo tema non credo che ci possa essere una qualche divisione diciamo politica. Qui stiamo parlando ovviamente del rischio soppressione del distaccamento della polizia stradale di Tolmezzo, ma in generale stiamo parlando della sicurezza del nostro territorio, del rapporto che abbiamo anche con lo Stato circa le forze dell'ordine, i loro organici, temi su cui in passato ci siamo soffermati anche noi, ma io ad esempio ricordavo in una commissione come lo stesso procuratore capo della Procura di Trieste, Mastelloni, ci avvisava del fatto che noi abbiamo solamente 5 persone al NOE di Udine e questo è un organico che non può definirsi ovviamente sufficiente per tutte le operazioni che quel tipo di reparto porta avanti. Stessa cosa possiamo dire anche per la polizia stradale. Noi abbiamo presentato questa mozione il 26 gennaio 2017 dopo che il Consiglio regionale, credo con un ordine del giorno a prima firma della consigliera Zilli, aveva fatto approvare dalla Giunta appunto un preciso impegno a far ritirare ogni provvedimento che prevedesse la chiusura di questo reparto. E dopo neanche un mese noi abbiamo letto il nuovo piano di razionalizzazione previsto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, dove si appunto ipotizzava ancora come uno dei presidi della Polstrada che potrebbero formare oggetto di provvedimento di immediata chiusura era stato inserito anche quello di Tolmezzo. Allora, siccome noi su questo reparto abbiamo un problema legato all'organico, perché ci risulta che lavorino a Tolmezzo solamente 11 unità delle 19 previste dai piani di organico. E quindi già saremmo sotto organico ovviamente per quello che è il lavoro che dovrebbero svolgere queste pattuglie sul territorio. In più ci viene detto che verranno diciamo così, distaccati ad Amaro, dove c'è un altro però scusi Presidente, io a quale assessore della Giunta starei parlando in questo momento? No, nel senso, se sto parlando all'assessore Sciaurli è un conto, perché no, mi va benissimo. Lei perché parli alla Giunta, poi le deleghe non posso dire quello che penso, ma mi va benissimo, però vabbè, io continuo perché so che l'Aula è molto interessata. Allora, no, ma io parlavo degli assessori, non dei consiglieri. Parlavo degli assessori, non dei consiglieri. No, siccome ho il vuoto davanti assoluto. E chiaramente, dicevo, in questo piano di razionalizzazione è stato, diciamo così, inserito anche il reparto di Tolmezzo, perché il reparto opererebbe su itinerari ordinari di scarsa valenza strategica a seguito della realizzazione della A23 Palmanova-Tarvisio. Ora, effettivamente, io ho 77 anni, sì, sono nato nel 77 e ricordo, essendo di Tavagnaco... Sta molto bene, consigliere. Grazie, non sembra, qualche segno lo vediamo. Sono nato nel 77 e quindi diciamo ero anche testimone... Beato lei. Grazie. Ero anche testimone della nascita della A23, della sua realizzazione, che appunto è della metà degli anni '80, e quindi se questa fosse la reale motivazione con cui andiamo a sopprimere, diciamo così, a chiudere un reparto, credo che ci sia un problema di quantomeno ritardo rispetto alla realizzazione dell'autostrada. Quindi non può essere ovviamente questo il problema. È un reparto che, come tanti
opera non solo per la sicurezza stradale, questo è bene ricordarlo, tutta la zona ovviamente dell'Alto Friuli, specialmente anche Tolmezzo, è interessata anche negli ultimi anni da tutta una serie di attività. Qualcuno ricorda ovviamente l'impegno della Polstrada anche nella immigrazione clandestina, c'è il tema legato al carcere di massima sicurezza, ci sono ovviamente tutti i controlli che la polizia stradale può fare anche per quanto riguarda il traffico illecito di rifiuti oppure il traffico legato alle attività estrattive e quant'altro, cose di cui abbiamo già parlato anche in quest'Aula. E allora se alla fine di novembre o comunque verso novembre, mancava mi pare un mese al referendum, anche la Presidente Serracchiani aveva rassicurato tutti quanti che questo reparto non sarebbe stato toccato da parte del Ministero degli Interni. Come dicevo, il fatto che ancora nel gennaio 2017, circa 2 mesi dopo da quella rassicurazione, ci fosse un piano di razionalizzazione che ne prevedesse la chiusura, ci ha allarmati e non poco. Tant'è che anche l'8 febbraio 2017, quando in Parlamento è stata data una risposta a un'interrogazione all'onorevole Gigli, il Ministero ha scritto che non è stata assunta alcuna decisione e quindi non ha detto abbiamo assunto la decisione di non chiudere il reparto, ha solo detto non è stata assunta ancora alcuna decisione. Ovviamente è inutile ricordarlo che su questo c'è tutta una mobilitazione della popolazione locale, ma io vorrei anche ricordare che molte volte la Polstrada di Tolmezzo interviene anche nei comuni limitrofi anche a Udine, proprio per la sua importanza e proprio per la carenza di organico che hanno in generale tutti i dipartimenti di polizia stradale. Ora, chiaramente, noi speriamo che ci sia... la conclusione. Sì, arrivo. Che ci sia un voto sicuramente quanto più allargato per questa mozione, che questa possa essere l'ulteriore e noi vorremmo che fosse anche l'ultima spinta definitiva affinché non sia più previsto la chiusura di questo reparto e sicuramente mi auguro che se i colleghi anche della maggioranza vogliono ribadire l'impegno che la Giunta si era già presa a dicembre, possano solo fare un'opera, diciamo così, utile a tutti quanti noi e a tutti i cittadini di questa regione. Grazie.